Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Luca. Pilato disse: non ho trovato nulla in costui che meriti la morte. Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò. Essi però insistevano a gran voce chiedendo che venisse crocifisso. Pilato allora disse che la loro richiesta fosse eseguita. Gesù viene condannato a morte, lui che ha fatto del bene a tutti. Anche oggi molte persone vengono condannate a morte. Sono le vittime della fame, ingiustizia, della violenza. Che con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. Pilato lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Se ci guardiamo attorno ci accorgiamo che la croce fa parte della vita quotidiana. Ce ne sono grandi e piccole, ma tutte sono ugualmente difficili da portare. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Io, perché l'uomo mi calpesta, un aggressore sempre mi opprime. Mi calpestano i miei nemici, sono molti quelli che mi combattono. Non le Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo di Giovanni. Gesù, vedendo sua madre e lì accanto il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. La scena rimanda al dolore di tante madri di figli oppressi dai problemi, figli malati di AIDS, drogati, handicappati, carcerati, figli lontani o disorientati, madri che non possono fare nulla o non vogliono fare nulla per loro, quindi figli orfani con genitori vivi.
O Maria, consolatrice degli afflitti, prega per noi. Quinta stazione. Gesù aiutato dal Cireneo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Luca. Mentre lo conducevano via, presero un certo di Simone di Cirene, che veniva dalla campagna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. La Veronica asciuga il volto a Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. A chi soffre per l'ingiustizia, a chi non ha casa, a chi non ha pane da spezzare o la famiglia. Gesù mio, le sacre membra, chi spietato ti flagellò. Gesù mio, le sacre membra, chi spietato ti flagellò. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Dal Vangelo di Luca. Seguiva Gesù una grande folla di popolo e le donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Affetto cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore, purificami, oh Signore. Sarò più bianco della neve.
uscire sempre nei secoli dei secoli. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo di Marco. Alle 3 di pomeriggio Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni presenti udito ciò dicevano: ecco, chiama Elia. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Lasciamo che le parole di Cristo, morente sulla croce, invadano la nostra vita. Ringraziamolo per averci dato Maria, sua madre, e per aver aperto il nostro cuore alla fiducia con le parole di perdono. Padre, perdonami. Ti trapassò, sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdono pietà. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo di Giovanni. Giuseppe d'Arimatea, discepolo di Gesù. In questo episodio la giustizia non basta, c'è bisogno di uno scatto d'amore. Gesù è un corpo morto, ma quanta cura riceve, quanta cura abbiamo noi del corpo vivente di Gesù, cioè l'Eucaristia, quanta cura abbiamo per chi è in difficoltà, per i poveri, malati. Gesù mio, Perdon, pietà, sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdono.
e di vita eterna, la croce gloriosa. Allora concediamoci da Gesù, per chi vuole può fare un momento di preghiera. Il nostro appuntamento sarà per le ore 5:30, dove inizieremo le funzioni liturgiche in chiesa. Ripeto, per chi può, da ora fino alle 5:30, per chi può, cerchiamo di non lasciare Gesù crocifisso da solo, perché questo è un momento forte per noi cristiani, per noi che abbiamo scelto Cristo crocifisso, ma è la nostra salvezza. Tu che regni nei secoli dei secoli.
L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E Gesù disse a Gesù: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù rispose: in verità io ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Donami, o Signore, l'umiltà necessaria per far mia la preghiera di questo malfattore pentito. Aiutami a riconoscere il mio peccato, a chiederti perdono e a dirti con fiducia: ricordati di me, o Signore. Solo così anch'io ti sentirò rispondere: oggi sarai con me in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Chiodo della mano sinistra. Terza parola. Ecco tua madre. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Quale grande amore il tuo, Signore! Nel momento della massima sofferenza, di fronte alla morte, non pensi a te, pensi a noi e ci doni tua madre come nostra mamma. Quale grande dono! Ora ciascuno di noi può dire: Madre di Dio, Maria, tu sei la nostra mamma. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Costato ferito. Quarta parola. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu, Gesù, servo sofferente, ti sei caricato delle nostre colpe, ti sei addossato le nostre sofferenze, il nostro dolore, per espiare il nostro peccato. Sei stato obbediente alla croce, fino alla morte di croce. E lì, sulla croce, ti sei sentito solo, abbandonato da tutti, abbandonato da Dio. Allora hai pregato con le parole del Salmo 21, che inizia con la straziante invocazione: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma termina con parole piene di speranza: l'anima mia vivrà per Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Gliela accostarono alla bocca. Hai sete, Gesù, e devi chiedere l'acqua, perché nessuno ha pensato ad alleviare la tua sofferenza. Tornano alla mente le tue parole al pozzo di Samaria: dammi da bere, chiedesti allora. Ho sete, chiedi ancora adesso. E ora come allora, chiedi a noi un po' di acqua, per donarci in cambio la tua, l'acqua dello Spirito,
Sì, la tua acqua, l'unica che disseta davvero, estinguendo per sempre la sete di vita, la sete di libertà, la sete di speranza, la sete di amore che è nel cuore di ogni uomo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Fascia. Sesta parola. Tutto è compiuto. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. Ora la redenzione è compiuta. Comincia da questo momento la vita nuova in terra e in cielo. La redenzione è attuata, si tratta solo di portarla a tutto il mondo. Ma ora tu, Gesù, hai vinto. Gli uomini scuotono il capo pensando alla sconfitta. La tua sconfitta invece è vittoria senza fine, che congiunge ormai la terra e il cielo. Restituisci la terra al cielo e dona il cielo alla terra. Grazie, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ora la settima parola, la discesa dalla croce. Gesù gridando a gran voce disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Potessimo anche noi, Signore, alla fine della nostra vita, dopo averti chiesto perdono per i nostri peccati ed esserci riconciliati con te, lasciarci guidare dallo Spirito Santo ed esalare l'ultimo respiro, pronunciando le tue stesse parole. Certamente Dio Padre aprirebbe le sue braccia e ci accoglierebbe per sempre nella casa in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dolce cuore del mio Gesù, Fa che ti amo sempre più, dolce cuore di Maria, sia la salvezza dell'anima mia. Pa
fa che ti amo sempre più. Dolce cuore di Maria, Si salvesse l'anima mia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Gesù mio, di fango e sputi, il bel volto ti imbrattò. Gesù mio, di fango e sputi, il bel volto ti imbrattò. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdono pietà. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdono pietà.
Gesù mio, la notte fronte chi di spine ti coronò. Gesù mio, la notte fronte chi di spine ti coronò. Non pensavo che c'erano tutta sta gente. Sì, c'è nene. Tutti qua sono. È mio figlio o no? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il
fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Gesù mio, l'amante cuore, chi con lancia ti trapassò. Gesù mio, l'amante cuore, chi con lancia ti trapassò. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Dolce cuore del mio Gesù, Perché ti amo sempre più, dolce cuore di Maria, che salvezza l'anima mia.